Buonasera e benvenuti al Circolo Sportivo Stella Azzurra, dove si stanno per affrontare per la 27esima giornata di Serie A il CJ e lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella. CJ che schiera con il numero 16 Agostini Gabriele, 1 Boni Leonardo, 18 Citro Enrico, 4 Colizza Damiano, 14 Giancarlo Daniele, 27 Menichelli Patrick, 3 Mirante Simone, 5 Pasqual Flavio, 23 Princigalli Lorenzo, 9 Regis Lorenzo, 8 Starace Simone, 6 Tisei Daniele. Zio Mauro Maccarese che risponde con il numero 9 Bedia Adel Mohamed Al-Sayel, 16 Dimeo Paolo, 7 Garofalo Vincenzo, 10 Marchetti Federico, 8 Ottaviani Lorenzo, 6 Pezzo Mirko, 3 Volponi, 1 Badala Tiziano. Questo è Alessandro? Che fa il commentatore? Piccinini, sì, sì. Sono io. Precisamente. L'abbiamo visto prima da là. Hanno invertito. Subito il CJ che batte il calcio di avvio con subito la verticalizzazione a cercare l'attaccante, viene subito fermato in rimessa laterale. Si incarica Mancinelli che lascia l'incarico a Volponi. Provano a mantenere il possesso a centrocampo, parte subito il tiro da fuori, viene un po' troppo strozzato, palla che finisce al lato. Badalà decide di cercare con le mani Ottaviani, ancora lui, Ottaviani trova il numero sul difensore, viene fermato, rimessa laterale, lo stesso Ottaviani prende il pallone che lascia al compagno Garofalo, ancora Garofalo dopo 1-2 con l'attaccante che prova a liberarsi, deve uscire il portiere in prima in scivolata e poi con le mani a fermare l'iniziativa del giocatore in maglia verde. Cambio di gioco per il CJ che cercano il centrocampista che riesce a ritrovare il pallone fortunosamente. Subito Tiziano ferma ancora Ottaviani. Ottaviani prova a fare gioco, si complica la vita sull'attacco del numero 6, poi riesce a scaricare il pallone. Ancora Ottaviani. Ottaviani si trascina la palla fuori e nuovamente la rimessa laterale alla squadra di casa, il CJ. Manovra difensiva per la squadra di casa che prova ad andare sempre per vie centrali, ma subito prestata molto bene dalla squadra ospite. Bello il cambio di gioco per vie centrali da parte del CJ che viene fermato con molta freddezza dal difensore. Buonissimo l'intervento dell'attaccante e prova il tiro fuori. Buona l'iniziativa di Princigalli, si è portato la palla con il sinistro ma pallone fuori. Adesso risponde il CJ, lo Zio Mauro, guadagnando solamente una rimessa con le mani, subito fermati, pallone che carambola sui piedi dell'attaccante, reclama un tocco, arbitro che concede il calcio d'angolo, primo calcio d'angolo della partita, tiro da fuori, parata. Stanno impegnando il portiere Boni in questo inizio di gara e ancora pallone nuovamente fuori. Si stanno studiando le squadre e adesso prova ancora il CJ ad andare al centro campo. Bello ancora il movimento di Mancinelli che deve scaricare per Volponi. Ancora Mancinelli, azzarda il tiro, Murato
provano a ripartire, pallone che viene forse troppo allungato, può controllare Agostini che cerca Boni. Rischiosa la giocata di Boni sui piedi del difensore che se la cava con grande caparbietà. Il pallone viene allontanato per cercare l'attaccante, viene respinto e adesso è Marchetti. Ancora Marchetti, questa volta si fa soffiare via il pallone, arbitro che fischia, primo calcio di punizione della partita per il fallo di Marchetti che chiede scusa. Buona la manovra centrale che porta il tiro dell'attaccante fuori. Bravo Princigalli che si è creato lo spazio dal nulla, conclude alto. Ancora Ottaviani dalla parte opposta. Pallone ancora a cercare Marchetti che elude l'intervento dell'attaccante. Buona ancora la finta su Ottaviani. Ancora lui. Pallone a cercare la disponibilità dell'attaccante. Boni lascia che il pallone termini in rimessa dal fondo, subito per Volponi. Volponi che si fa largo. Volponi guadagna la rimessa laterale. Ancora a cercare il difensore centrale Agostini, che è anche bravo con i piedi. Ancora Marchetti. Marchetti subito tenta il tiro ma viene murato ed è lo stesso Marchetti a toccare accidentalmente la palla e a consegnare la rimessa laterale avversaria. Ottaviani viene fermato forse con un fallo, arbitro che non fischia. Ancora Marchetti, pallone a cercare ancora l'attaccante ma sempre Agostini. Adesso Princigalli prova ad andare da Ottaviani. Ottaviani la finta per Volponi che subito il tiro centrale. Se l'è cavata Badalà che si è ritrovato il pallone fra le mani concedendo il primo calcio d'angolo al CJ. Volponi al volo, ridà la palla all'attaccante, doppio passo, prova a farci vedere in aria, pallone che finisce fuori e ci sarà il secondo calcio d'angolo della partita. Buoni movimenti di Princigalli che illude l'intervento degli avversari. È lo stesso Princigalli a sistemare sulla lunetta la palla del secondo calcio d'angolo. È proprio lui che la mette in mezzo. Prova da Agostini, intercettato Volponi! Volponi se la trova lì e non sbaglia, è 1-0 per la squadra di casa. E adesso al minuto numero 9 la squadra in maglia verde deve cercare di rispondere a quel gol. Ancora Marchetti prova a cercare a inventare proprio lui ma viene fermato. Adesso iniziativa con Princigalli che di mestiere si guadagna la rimessa con le mani. Ottaviani scambia con il difensore, ancora a cercare l'attaccante ma Princigalli con la schiena la intercetta regalando la rimessa agli avversari. Ora Marchetti prova il gran tiro ma Agostini ci mette la testa. Ancora a cercare Mirante, autore del gol che ha sbloccato le marcature. Si complica la vita invece dall'altra parte il numero 3 Volponi. Subito il tiro del numero 6 murato. E adesso provano la ripartenza con Ottaviani. Ottaviani che si fa vedere al centro. Bello il movimento anche se rischioso di Di Meo. Di Meo che si ferma. Fa tornare Ottaviani. Subito il tiro, portiere che si tuffa, parata abbastanza facile. E adesso Mirante
prova a cercare per vie centrali Starace, subito il gran tiro, fuori. Vada là a cercare la disponibilità del difensore, è Mirante che la tocca con il portiere, per il portiere Agostini che si era abbassato. Adesso Agostini, Mirante. Il pallone viene fatto ancora circolare dai piedi di Boni che rinvia la palla per l'altro portiere Badalà. Sempre palle rischiose, quelle per Pezzo che la deve gestire. Bello Marchetti a cercare la disponibilità dell'attaccante, 1-2 che non riesce, Agostini si intromette subito, il tiro di Ottaviani, parato. Rimessa laterale per la squadra ospite, brutto lo stop di petto che regala la palla a Boni. Pallone lungo a cercare i piedi del numero 6 fermato dal numero 6 avversario. Belli questi scontri fra i numeri 6 e i numeri 3 delle due squadre. Princigalli con un velo regala la palla all'attaccante. Brividi per il CJ. Subito il cross a cercare la testa di Mirante, di Princigalli. Si salva lo zio Mauro Maccarese. CJ che vuole vincere e si vede, vincendo il CJ andrebbe quota a 58 punti, andando tra l'altro a raggiungere il Golbet, secondo classificato a 58 punti. Dall'altra parte Volponi mette la palla per i piedi dell'attaccante e prova la pallone, il palla in mezzo, deve uscire Boni. Starace si complica molto la vita. Starace è l'ultimo a toccare. Subito Ottaviani che si coordina. Ottaviani! Pallone fuori. Prova la squadra di casa, la squadra ospite a rispondere. Ma l'esito dei tiri fino adesso è il medesimo, pallone alto. Boni rimessa con le mani troppo lunga ed è Agostini che deve mettere ordine. Marchetti prova il tiro, l'arbitro fischia il calcio di punizione, primo calcio di punizione per la squadra ospite, fallo procurato ai danni di Marchetti. Intervento abbastanza duro, anche se involontario, quello di T6. Problemi per Marchetti. Marchetti è accompagnato da Pezzo. Vediamo cosa decideranno di fare, si allontana Pezzo dalla sfera. Marchetti sembra intenzionato a tirare. E cosa decide di fare Marchetti? Sguarda la porta, rincorsa di Marchetti, il tiro alto. Manovra del CJ, ancora Agostini a impostare il gioco, ha fatto circolare con fluidità il pallone, sempre a cercare Agostini, lui deve impostare. Adesso il fraseggio difensivo dei giocatori in maglia bianca. Attenzione, il numero 9 attacca, ancora fallo, si procura un fallo.
Mirante, ti sei sul pallone, Mirante si allontana, ti sei, Mirante, Mirante a tirare, il pallone alto, ha cercato la doppietta Mirante, vada là, rinvia subito ancora per Marchetti, anticipato di mestiere dal difensore, provano adesso la manovra del CJ, ma viene spenta da Garofalo, pallone per Volponi, prova a inventare Volponi, con il braccio l'intervento di Manicelli, Volponi sulla sfera, arbitro che si fa sentire, siamo al minuto 16esimo, mancano 10 minuti anche meno alla fine della prima frazione di gioco, è Pezzo sul pallone. Provano gli attaccanti a distrarre, a infastidire la difesa avversaria. Pezzo prova lo schema, ma viene subito intercettato da Princigalli. Si trascina il pallone Regis, arbitro che fischia calcio di punizione. Marchetti si mette davanti, da ripetere. A cercare il numero 6, Regis, Agostini, sbaglia e recupera Ottaviani, Ottaviani prova il numero sul difensore che intercetta gli avversari ed è ancora Regis, davanti il pallone del tiro, subito Boni, si deve accasciare con la punta del piede in allungo, ha provato Ottaviani il tiro ma viene intercettato, si complica adesso la vita il numero 11 che è l'ultimo a toccare concedendo il secondo calcio d'angolo della partita agli avversari. Agostini a mettere ordine vicino Princigalli ma Marchetti intercetta. Riprende adesso il gioco, al minuto 18esimo con Agostini sempre a impostare, Regis a disturbare la manovra difensiva avversaria con una grande esperienza, recupera palla, fallo per Regis, subito per Princigalli, fanno girare il pallone, i padroni di casa per Agostini, il pallone viene fatto girare bene per Princigalli che danza sul pallone, non riesce l'1-2 con Mirante, viene attaccato, adesso Mirante con la spalla ad accompagnare il pallone fuori, buona la manovra difensiva di Mirante. Boni, il pallone viene fatto girare ancora a cercare Princigalli, questa volta intercettato, siamo ancora già dall'altra parte con i giocatori in maglia verdi che si affidano a Volponi. Buono il tacco a cercare l'attaccante, riesce a liberare, a far partire il tiro ma Agostini intercetta per ben 2 volte, si impegna Regis a evitare la rimessa con le mani ma non riesce. Di Meo lascia a Volponi, pallone intercettato, buona la manovra degli attaccanti ma è sempre Agostini a liberare. Princigalli con il ginocchio se la cava Marchetti che viene spinto da Princigalli e guadagna il secondo calcio di punizione. Cross a cercare l'attaccante che se la ritrova lì ed è gol! Segna Di Meo, 1-1. Minuto 20, 5 minuti all'intervallo. Regis tocca per Princigalli. Sempre circolazione difensiva con Agostini, è sempre lui a impostare l'azione, questa volta troppo lunga per Mirante,
Vadalà. Il pallone viene subito messo in mezzo, Marchetti ne approfitta per una disattenzione dei difensori. Prova Volponi, Volponi! Risponde così Boni. Lo stesso Volponi a incaricarsi della rimessa con le mani. Pallone che resta lì, Mirante deve spazzare male. Volponi con le mani a cercare addirittura il colpo di testa. Marchetti. Marchetti. Il tiro di Marchetti centrale. Boni. La para. Vado subito a cercare dall'altra parte Mirante, ma è sempre Volponi che intercetta. Adesso Regis. Pallone subito allontanato a cercare la disponibilità degli attaccanti. Rischia questa volta Marchetti. Mirante intercetta, fa carambolare sui piedi di Meo, che ha appena pareggiato i conti. La palla per la rimessa laterale. Mirante, Regis, Regis, il tiro! Fuori, largo. Ha provato Regis con uno stop di coscia e il tiro al volo di sinistro. Pallone che non impensierisce Vadalà. Vadalà ancora a cercare gli attaccanti, ma è Mirante. Il tiro al volo, questa volta male, di Bedia. E Boni ancora. Fra le linee viene intercettato il pallone, cicca il pallone questa volta Bedia. Sfuma così l'occasione per il sorpasso degli avversari. Con la testa di rabbia ad allontanare il pallone il difensore. Adesso Mirante, Princigalli, 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 ancora Princigalli! Forse è lui l'ultimo a toccare, sì, è così. E Ottaviani si incarica, lascia Volponi. La rimessa con le mani, Marchetti, esce Ottaviani, Di Meo con l'esterno a cercare Ottaviani. Buono il movimento di Ottaviani. Ottaviani il tiro, parata, Di Meo! Rischia la doppietta. Di Meo, Di Meo, Di Meo il palo! Attenzione, calcio di rigore? Calcio di rigore. Viene fischiata il calcio di punizione dal limite con l'ammonizione del difensore. Giocatori attorno all'arbitro. Calcio di punizione dal limite, si incarica della battuta Marchetti. Marchetti e Di Meo sulla sfera. Parte Marchetti. Portiere che devia in calcio d'angolo. Di Meo a battere il calcio d'angolo. Pallone che non viene spinto in rete da nessuno. E adesso è Mirante dall'altra parte. Subito ancora c'è il centrocampista a cercare Regis con il tacco. Arbitro che ha fischiato la fine della prima frazione di gioco. Termina così 1-1, CJ Zio Mauro Maccarese. Seconda frazione di gioco inizia adesso. Marchetti addirittura sembra intenzionato a tirare.
tira Marchetti, pallone deviato da Regis. Rischiano, attenzione Regis, gol! Bellissimo lo scambio, Regis e il numero 6 che segna, ed è 2-1 per il Regis. Per il Regis hai detto. Marchetti subito provano a rispondere con l'iniziativa di Di Meo che viene fermato da Tisei, a cercare Princigalli, bellissima l'apertura, a cercare ancora una volta Regis che non riesce a metterla dentro. Parte a 100 all'ora la squadra di casa, ancora Princigalli, pallone che viene fermato ma Princigalli ringhia sulla palla, lo scarico per il numero 4, adesso pallone per Agostini, viene fatto girare da Princigalli, ancora si va da Agostini, manovra difensiva, Princigalli non riesce ad agganciare, tiro da fuori, termina al lato, Boni controlla. Boni, pallone a cercare la testa di Regis, non si capisce con T6. Ottimo il campanile a cercare ancora una volta Princigalli, viene fermato Princigalli, 1-2, non riesce a intercettare ma alle sue spalle il numero 4, manovra difensiva che riesce molto bene al CJ in questa frazione di gioco, rischia qualcosa, viene fischiato il fallo. E adesso calcio di punizione. Terzo calcio di punizione a favore dello zio Mauro Maccarese. È Di Meo sul punto di battuta, vuole cercare il secondo gol, la doppietta personale, invece finta il pallone, Schema che non riesce, buono il tacco a liberare il centrocampista che la passa a Princigalli, pallone al lato, e adesso va da là a rimettere il pallone in gioco, cercare ancora Di Meo che si lamenta per una spallata giudicata regolare dal direttore di gara, e adesso Boni, squadra di casa che ha assunto maggior sicurezza dopo il gol del 2-1, adesso Agostini, sempre lui ad impostare la manovra, questa volta lungo per Regis, deve uscire, va da là che con le mani la fa sua, Marchetti subito di prima a cercare Di Meo, ci mette il piede Mirante concedendo la rimessa laterale, Agostini di qualità, portare il pallone in avanti, subito a cercare l'attaccante ma viene fermato questa volta, Di Meo non riesce ad agganciare Mirante, Princigalli buono, la finta su Marchetti, si torna da Mirante che gestisce la sfera per Agostini, fermato da Volponi, ancora Mirante, a cercare T6, Mirante, cambia gioco per cercare il numero 4, prova. Regis si trova il pallone lì e non sbaglia, Regis, 3-1.
ferito nell'orgoglio. Lo zio Mauro Maccarese prova a rispondere al 3-1 con Ottaviani, perde malamente il pallone, regalandolo ancora una volta a Boni. Colizza, Boni, pallone a cercare Regis, non fa valere i centimetri di altezza ed è Vadalà a riprendere il gioco cercando Garofalo. È subito intercettato il pallone, non vuole concedere niente il CJ alla squadra ospite, vuole agguantare il Goldbet, secondo classificato. Bellissima la palla di Di Mauro, pallone a cercare Marchetti, Marchetti al volo, Agostini risponde. Si molla Agostini, forse sì, siamo al quarto calcio d'angolo, battuto da Di Meo. A cercare l'attaccante, viene alzato rischiando qualcosa Colizza, che concede il quinto calcio d'angolo della partita ai giocatori maglia verde. Lo stesso Di Meo a battere il calcio d'angolo. Si va a vedere Bedia. Viene allontanato adesso il pallone, prova Regis a ripartire, lunga la palla per l'attaccante, ha provato a sorprendere Bedia, Boni, ma ha solamente sfiorato il pallone. Siamo già dall'altra parte con Starace. Starace Princigalli lascia il pallone. Il pallone viene messo in mezzo, viene anticipato, attenzione Princigalli con il tacco a lavorare il pallone. Viene girato per Mirante, sfuma l'occasione. Marchetti commette fallo su Mirante, già ripreso il gioco. Doveva cercare il numero 8 che la fa circolare per Princigalli. Princigalli! 4-1 per il CJ. Princigalli. Marchetti elude l'intervento di Regis, Di Meo subito a cercare Di Meo, ma il portiere esce con sicurezza. Adesso il neutore del gol a gestire il pallone, 1-2 buono con Regis. Ottaviani legge bene le intenzioni degli avversari, adesso Volponi sbaglia tutto, però ancora pallone per Regis, lavora bene il pallone a Volponi, sempre a intercettare Marchetti. Marchetti che si avvicina, Marchetti fa esplodere il tiro, ma viene parato, allontana malamente l'avversario. Adesso Agostini sulla sfera, buona la sponda per Colizza. Colizza prova il numero, ma si trascina la palla fuori. Rimessa con le mani per Garofalo. Princigalli con un sombrero, cercare il numero 6. Parte il tiro, la parata, bellissimo tiro. Tiro forte ma centrale. Quarto calcio d'angolo per i padroni di casa che si apprestano con Starace a battere il calcio d'angolo. Starace la butta in mezzo, viene respinta troppo bassa. Ancora Starace con il petto Colizza. Colizza torna indietro, non rischiando niente, pallone per Boni. Siamo al 10° del secondo tempo. Agostini troppo morbido. Ne approfitta Marchetti, Marchetti danza sul pallone, lo scarico per Di Meo, ma Agostini onnipresente, fa partire bene i suoi. Per vie centrali con il numero 8 che prova il tiro all'improvviso, pallone che finisce alto e non di poco. E adesso Vadalà.
manovra lenta quella dello zio Mauro Maccarese, che fa tornare i suoi, si guadagna il calcio di punizione. Sempre Marchetti sul punto di battuta. Marchetti si appresta a battere questo calcio di punizione. In barriera Princigalli. Marchetti, parte il tiro, deviato dal difensore che concede il sesto calcio d'angolo della partita. Sul punto di battuta questa volta Volponi. Volponi, pallone viene messo in mezzo, male. Il numero 7 ha provato il tiro, ma Boni di sicurezza riesce a bloccare il pallone. Adesso Mirante, tiro da lontanissimo fuori. Adesso vada là per Marchetti a cercare Ottaviani, Volponi. Buono lo scambio ancora per Ottaviani. Bravo l'1-2, ma c'è sempre Agostini a intercettare. Provano la manovra offensiva con Princigalli. Princigalli che scarica sul numero 8, pallone che viene fatto girare e fatto circolare indietro con Colizza e Agostini. Princigalli, Colizza vicino, viene servito adesso, pallone ancora per Princigalli, Colizza, 1-2 con il numero 6. Agostini con una calma olimpica, oserei dire, fa ripartire i suoi, ma è Marchetti a interessarsi del pallone. Il numero 9 ha provato il tiro, la respinta di Boni e commette fallo l'attaccante sul portiere. Bedia discute con Boni, carica sul portiere, arbitro che fischia. Mirante, forse cercare la battuta lunga. Ecco Mirante che si complica la vita su Bedia. Ottaviani prova ad andare incontro, ma Mirante riesce ad ottenere la rimessa con le mani, subito a cercare Regis. Di Meo intercetta, ma l'arbitro fischia la trattenuta su Regis da parte di Volponi. Regis, Princigalli, Agostini. Viene intercettata la palla da Ottaviani. Princigalli affida la rimessa con le mani a Colizza. Si passa per il neoentrato con il numero 5 Pasqualoni al posto di Agostini. È proprio Pasqualoni a cercare l'attaccante. Viene intercettato dal capitano, adesso è prova ad allargare il pallone per Bedia, intercetta Di Meo, Volponi Di Meo. Viene fischiato il calcio di punizione per lo zio Mauro Maccarese. Mazza e botta.
pallone che viene scodellato e sono i padroni di casa a farlo girare con Mirante che sbaglia tutto. Di Meo prova a entrare in area ma viene fermato dal recupero di Mirante che concede il 7° calcio d'angolo della partita agli avversari. Nuovamente Di Meo sul calcio di battuta a cercare Bedia, viene intercettato Marchetti da fuori, viene respinto da Pasqualoni. Adesso viene fatto girare con il capitano che imposta per Ottaviani, tiro al volo di Ottaviani ma è Boni a respingere in calcio d'angolo. Questa volta Volponi, Mirante che va a disturbare, troppo vicino al numero 3 avversario. Volponi, pallone morbido per Di Meo, pallone sul palo, viene allontanato e adesso Mirante la spazza definitivamente. Regis la può controllare, si fa scavalcare dal numero 6, da Pezzo. Ottaviani allarga il gioco per Di Meo, arbitro fischia il calcio di punizione ed è il cartellino giallo per il difensore. È stato appena ammonito Starace per il fallo ai danni di Di Meo. Simone, davanti la palla adesso! Porco due, sono le basi! Nuovamente Marchetti sul pallone. Adesso avanti! Avanza prima di calciare! Prima che calcia avanza! Marchetti intenzionato a tirare, Marchetti tira, ma Mirante si avvicina e si guadagna il primo cartellino giallo. Mirante che aveva disturbato in precedenza Volponi sul calcio d'angolo e questa volta va a disturbare Marchetti sul calcio di punizione e viene ammonito. Adesso arbitro fischia nuovamente il calcio di punizione, sempre sul punto di battuta Marchetti. Ecco Marchetti che libera il tiro, si oppone Boni. Ottaviani sul calcio d'angolo a cercare ancora Di Meo che non riesce a spingere la palla in rete. Adesso è Regis a lasciare la palla a Colizza. Ancora a Colizza dopo aver scambiato con il compagno. Princicali si va a vedere Colizza. Colizza porta bene il pallone ma viene fermato. Ottaviani ha provato lo scambio con Bedia, troppo stretto. Subito manovra a cercare ancora una volta Regis. Prova a mantenere il pallone vivo nella metà avversaria. Regis mantiene il pallone, fa innervosire il difensore che concede la rimessa con le mani. E ancora Regis. Lascia l'incarico a T6. Ancora per T6. Lascia ancora Regis. Si fa vedere Mirante in area. Scucchiaglia, ma il difensore a stoppare il pallone. A cercare una manovra offensiva. Pasqualoni di testa all'indietro per Boni. Ancora a cercare Regis, questa volta intercettato. Starace a scambiare con Regis. Starace. Regis elude gli interventi, Marchetti non ci sta. Calcio di punizione nuovamente per la squadra di casa quando mancano 5 minuti alla fine del secondo tempo. Squadra di casa in maglia bianca che prova anche a volte ad addormentare il gioco facendo così innervosire gli avversari. Starace e Colizza sulla sfera, vediamo chi batterà.
sembra intenzionato Starace, invece batte Colizza, il tiro alto, lo battezza alto Badalà. Badalà lontana ma colpisce in pieno Princigalli. Ottaviani attaccato da Princigalli, perde il pallone, ancora Regis, finta il tiro, svanisce così l'azione, sfuma l'azione degli avversari, ma è ancora Mirante a farsi vedere, Mirante ancora fiato, Mirante contro Volponi, Mirante la tiene ancora lui, pallone per il numero 6 che prova il tiro ma pallone deviato in calcio d'angolo, si lamenta il capitano. Calcio d'angolo battuto subito per Regis che prova il tiro, si oppone Marchetti che concede nuovamente il calcio d'angolo agli avversari. Provano a rimanere sulla zona del calcio d'angolo. Prova Colizza al volo, non riesce Starace. Si abbassa molto Regis a cercare Princigalli, buon il tacco ancora per lui, si fa vedere Starace, ancora scambio con il difensore, Princigalli con il cucchiaio, hanno rischiato il gol, Princigalli, pallone fuori per Colizza, 5-1. Colizza che mette il ghiaccio alla partita, segnando la manita per il CJ. Volponi di rabbia, prova a farsi largo, ma viene fermato da Tisei. Ancora Volponi a cercare Marchetti in mezza rovesciata, prova a sorprendere il portiere, pallone che viene allontanato ed è calcio d'angolo per la squadra di maglia verde. Si incarica della battuta Ottaviani. Ottaviani, il cross per Volponi. Boni, miracolo, pallone che resta lì, Di Meo. La doppietta di Di Meo. Cinque a 2, subito Regis che prova il tiro ma va da là, la para Garofalo, manca, finisce così il secondo tempo con il CJ che distrugge lo Zio Mauro Maccarese per 5 a 2.